pilota romagnolo Marco Simoncelli è morto per le conseguenze di un grave incidente nel quale è rimasto coinvolto sulla pista di Sepang nel Gran Premio della Malaysia. Simoncelli, 24 anni, è raggiunto in arresto cardiocircolatorio al centro medico della pista. In seguito alla morte di Marco Simoncelli nel Gran Premio di Malaysia, la Federazione Motociclistica Italiana ha deciso di annullare tutti i podi, le premiazioni finali e le attività extrasportive in programma domenica 24 ottobre 2011 sul circuito del Mugello. Le partenze relative all'ultimo round della stagione del campionato italiano di velocità hanno preso regolarmente il via e assegnato i titoli italiani in palio. Per la Federmoto quella di domenica 24 ottobre doveva essere solo una giornata di puro sport. L'ottava ed ultima tappa quindi del campionato italiano di velocità di motociclismo, il CIV, si è svolta al Mugello in chiusura della stagione 2011. Sul circuito di scarperie fra le varie categorie, solo in una, nella Stock 1000, il ternano Danilo Petrucci con la Ducati aveva già conquistato il tricolore nel precedente appuntamento di Vallelunga. La bagarre era prevista per il titolo italiano nelle altre classi della velocità 2011. Si sono laureati tricolori Matteo Baiocchi nella Superbike, Ilario Dionisi nella Supersport, Nicolò Antonelli nella 125 GP, Alessandro Andreozzi nella Moto2 e Bernardino Lombardi nella Stock 600. Al Mugello si è disputata anche il sesto ed ultimo appuntamento della Yamaha R Series Cup, che ha incoronato campioni per il 2011 il bergamasco Andrea Agnelli nella R6 Metzeler Cup ed il reatino Ugo Laudati nella R1 Akrapovic Cup. Lo spagnolo Maverick Vinales con l'Aprilia ha vinto il Gran Premio della Malaysia nella classe 125, riuscendo a battere il collega tedesco Sandro Cortese sempre con l'Aprilia ed il francese Johan Zarco che corre con la Derby. Terrell, che era in testa a 3 curve dalla fine, per un errore è caduto, terminando quindi e lasciando aperto il mondiale fino all'ultima gara. La fine della competizione della Moto2 per la caduta del pilota spagnolo Axel Pons con la Kalex ha chiuso in anticipo la gara della Malaysia a favore dello svizzero Thomas Luthi con la Suter. È così rimandata la festa per il mondiale del tedesco Stefan Bradl, che doveva arrivare primo per aggiudicarsi il titolo iridato. Il Rallye di Catalogna è stato vinto dal transalpino Sebastian Loeb al volante di una Citroën DS3 che ha conquistato il 67° successo nel mondiale VRC. Il pilota francese ha preceduto i finlandesi della Ford Mikko Hirvonen e Jari Matti Latvala. Con la vittoria di Sebastian Loeb sul circuito di Salù, la Citroën si è assicurato il suo 7° titolo costruttori. Prima della partenza dell'ultima tappa è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Marco Simoncelli.